È la TV di strada di Vittorio Veneto, l'emittente che è riuscita a fidelizzare gli abitanti. È seguita ogni domenica mattina per la diretta della messa da anziani che non possono uscire di casa e durante tutto il giorno dai residenti che guardano le rubriche registrate dai giovani volontari. Questa però potrebbe essere l'ultima settimana di trasmissioni per la Tenda TV. Mercoledì 31 ottobre a Conegliano saranno processati il parroco di Santi Pietro e Paolo e uno dei giovani che lavorano gratuitamente per la TV con l'accusa di trasmissioni non autorizzate. In realtà sarebbe impossibile ottenere un'autorizzazione per svolgere un servizio come quello che svolgiamo noi perché noi non abbiamo finalità commerciali, non abbiamo scopi commerciali, utilizziamo una piccola porzione di frequenza libera per svolgere possiamo dire un servizio pubblico. A indagare sulla televisione parrocchiale la polizia postale che potrebbe far spegnere il segnale alla Tenda TV già dalla prossima settimana. La contestazione risale a quando l'emittente trasmetteva un segnale analogico in tutta la città. Dopo il passaggio al digitale terrestre erano state proprio le richieste dei residenti a convincere il parroco a continuare con la messa in onda dei programmi. Incontro a volte gente che mi dice sa mio papà non si può muovere, però dalla mattina alla sera segue la Tenda TV. E a lanciare l'appello per salvare la Tenda TV è anche il vescovo di Vittorio Veneto. Io mi sento proprio di augurarmi e di augurare a tutti che questa sentenza sia completamente assolutoria, dal momento che la Tenda TV è una televisione completamente gratuita, completamente fuori di ogni ricerca di guadagno. Ecco, io mi auguro che questa voce di libertà sia custodita e difesa.